Amici bellini, allora, io sono ancora un po' assonnato e presto in America, ma questo video va fatto subito. Io di solito i video li faccio più in là nella giornata per aspettare se ci sono notizie, magari calciomercato, roba ufficiale, insomma per fare un video dove comprendo tutto quello che sta succedendo. Però mi sa che qua bisogna farlo subito perché è una mezza bomba, il fatto che il buon De Laurentiis ne ha dette di ogni al buon De Maggio in diretta sulla radio ufficiale, rompendo praticamente i rapporti. E sentiamo, così facciamo una reaction al volo alla cosa, poi mi fermo, commento, perché poi c'è anche dell'altro, non è solamente il rompere con la radio ufficiale, sono delle cose che dice nell'intervista che ci interessano a noi. Voi sentite i rumori? Pi, la retromarcia di sto cazzo, ci sono delle cose che ci interessano a livello di calciomercato importanti da sottolineare, sentiamo. Visto che la loro radio è una piccola radio provinciale che non ha mai voluto accettare di raccontare il Napoli sul piano nazionale. Beh, Presidente, di questo ne parliamo in privato, però torniamo... Ma che ne vuoi parlare in privato? Io mi sono bello che ho rotto le palle. Presidente, torniamo a parlare di Abruzzo, domani a porte aperte. Sai perché? Perché questo è veramente un calcio di disistima in bocca ai napoletani. I napoletani sono protagonisti del mondo. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale. Torniamo a parlare in diretta ed è il momento in cui io dico basta, io con Radio Fischino non ci voglio più lavorare, figlio mio. È molto semplice. Presidente, per cui però... se facesse una ragione l'editore, questa è l'ultima mia intervista su Radio Fischino. Allora faccio più domande. Fermiamoci un attimo, allora lui fa più domande, perché De Maggio è sempre così. La cosa da sottolineare qua è che lui dice, io ho questi famosi 83 milioni, che però fossero 83 milioni, sono 83 simpatizzanti che se magari non seguono il calcio, avendo un nonno napoletano, dicono mi piace il Napoli. Diciamo la verità, quelli con la maglia siamo noi, siamo pochini ma siamo appassionati. Che cosa succede? Succede che Radio Kiss Kiss Napoli, che è l'unica che parla di Napoli, del calcio, e ne parla abbastanza, perché se voi seguite dalla mattina fino al pomeriggio, la sera, si parla del Napoli e va bene. Però c'è anche Radio Kiss Kiss Italia, e l'unica volta in cui Radio Kiss Kiss Italia interviene sul Napoli durante le partite che lanciano insieme Radio Kiss Kiss e Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss Italia, la telecronaca di Martino. Poi basta. In effetti è una cosa veramente circoscritta. E io capisco il tentativo di De Laurentiis, probabilmente avrà chiesto a Kiss Kiss Italia ma perché non parliamo del Napoli a livello nazionale, e quelli avranno detto no, e allora De Laurentiis sbrocca. Ora non si sbrocca in diretta, si può parlare eccetera eccetera, però ci sta anche questo sfogo, nel senso che vogliamo prendere piede un pochino a livello... Io lo sapete, sono giorni in cui sto contestando la società in tutto e per tutto, per il marketing, per il branding. Questa fase è importante proprio perché si potrebbe espandere, e invece parte proprio dalle radio ufficiali nostre che non si vuole andare a livello nazionale perché evidentemente gli ascolti, poi non lo so, le motivazioni non le possiamo conoscere. Fatto sta che De Laurentiis non ci sta più e decide di rompere il rapporto. Andiamo avanti. Diciamo improprio e ineducato mettermi a seguire le mail via telefonica, anche perché sapevo che poi dovevo fare l'intervista con voi rompiscatole, quindi io a un certo punto mi sono reso disponibile. Adesso devo andare a verificare se tutte le carte sono a posto, quindi mi auguro di sì. Io l'ultima volta che ho sentito il nostro avvocato Grassani mi sembrava che tutte le carte stessero andando a posto. Poi se abbiano firmato o non abbiano firmato, questo non lo so. Ormai io ho deciso una cosa: d'ora in poi, quando ci saranno delle offerte importanti, noi cederemo tutti, anche se stanno con noi da un anno. È chiaro il ragionamento? Fermi tutti, questo è importante. Anche se stanno da noi da un anno. Quindi qua devo smentire me stesso quando dico non credo all'uscita di Demme, che si parlava Demme, perché, e io dicevo ma com'è, è appena venuto, perché dovremmo cederlo? E anche la questione Veretù, che io dico non mi sembra plausibile perché la Roma l'ha appena presa. Evidentemente se questo è un trend generale, quando arriva un'offerta che soddisfa e che ti fa fare plusvalenza subito, le società di calcio sono cambiate. Non se lo conservano un giocatore se arriva l'offerta che ti fa fare la plusvalenza subito, perché soldi su, poi dopo il giocatore si sostituisce, se ne fregano assai se sono giocatori chiave, se sono giocatori che vogliono
i propri allenatori, eccetera, eccetera. Si vende e allora è anche plausibile. Vedete per esempio l'Inter compra Eriksen è sul mercato. È incredibile a pensarci, Eriksen è arrivato a gennaio, è sul mercato subito perché a Conte l'ha provato, non gli piace, non gli serve quel ruolo nella squadra e preferisce Vidal. Vedete come sta cambiando il calcio? Allora certe dinamiche che noi consideravamo logiche non sono necessariamente più così e purtroppo dobbiamo farci i conti e dobbiamo riconsiderare tutta una serie di cose. Nel caso specifico di Demme io non credo, perché credo che Gattuso lo voglia, credo che non abbia questo grande mercato e non abbia senso che Demme vada in una squadra più piccola. Se si parlava della Fiorentina, ma a che serve a Demme andare dalla Fiorentina quando lui ha voluto il Napoli a tutti i costi? Però in generale non dobbiamo più essere sicuri che un giocatore appena arrivato possa partire, e anche se Osimhen fa una grande stagione al primo anno, ragazzi, può anche partire subito. Poi c'è il discorso che magari te lo vuoi tenere perché credi che cresca ancora di più, puoi sfruttarlo ancora di più e poi lo vendi al doppio del doppio, però è già stato pagato tantissimo, non lo so. Però questa è una bomba effettiva, perché il calcio è cambiato e purtroppo dobbiamo farci i conti. Andiamo avanti. Mi sono stati offerti 110 milioni di sterline, sono stato scorretto nei confronti della mia società e dei miei tifosi a non cedere Koulibaly. È chiaro il ragionamento? Forse anche Allan all'epoca al Paris Saint-Germain. Anche Allan. Speriamo che sia fregno e non sia fregna, perché si dice sempre che è una squadra molto femminile. Questo è quello che gli stiamo rimproverando da un anno, da quando è arrivato Gattuso ai giocatori, e quindi cerchiamo adesso di intostirla e di farla diventare molto maschia. Ecco perché la selezione per giocare in Serie A dovrebbe essere estremamente selettiva e dovrebbe assolutamente imporre delle regole particolari di rafforzamento delle proprie file di calciatori. Non che io dico, sono andato in Serie A, chi mi presti, chi non ti pago, perché questo avviene ormai da sempre e sta avvenendo ancora oggi, capito? Allora, se tu non puoi stare in Serie A, non ci devi stare, non mi devi rompere le scatole, perché pure tu mi falsi il campionato, e questo Gravina se lo deve mettere in testa a chiare lettere. Io voglio ringraziare il presidente De Laurentiis. Buona giornata, presidente. Grazie, buona giornata a voi. Grazie. Saluta Massoreda che è l'editore. Ciao. Ciao. Sì, infatti è mia sorella. Il mio editore è proprio mia sorella e la saluterò con molto piacere. Fermiamoci a volo, perché poi qua De Maggio fa la risposta sarcastica. Qui ci sono gli applausi messi dall'amico di All Goal Napoli TV, che ha postato subito. Io da lui ho sentito, poi mi sono arrivati vari messaggi vocali su WhatsApp. L'amico Antox, che tra l'altro mi suggerisce giustamente, dice: tu vuoi fare la botta, tu De Laurentiis sei nella zona, nel reparto cinema eccetera eccetera, fai Napoli TV, ma cosa stai aspettando? Fallo tu, così racconti tu la verità come la vuoi raccontare, certe notizie le fai uscire più rispetto ad altre, e così manipoli anche la comunicazione come dovresti essere in grado di fare, tu che lavori nel mondo della comunicazione. È incredibile che il presidente che viene dal cinema sia così carente nella comunicazione. Poi quando dice saluto Massorad è un'uscita brutta, però è un'uscita che ti sottolinea il fatto, tanto siamo nel regionale, quindi io posso parlare così perché non è in ambito nazionale. È proprio una risposta sotto quel punto di vista. E poi per quanto riguarda le altre squadrette, che lui dice le squadre che vengono dalla Serie B oppure le squadre piccole che il Napoli deve affrontare in maniera maschia, fa una gaffe dicendo troppo femminile, non si dice così, però si dice che devi affrontarle con cazzimma. Cosa dice lui? Dice che poi queste squadre vogliono, per stare in Serie A, i giocatori in prestito perché non se li possono permettere. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu poi ti prendi i giocatori in prestito dalle altre squadre, in qualche modo non è un campionato regolare, perché questi giocatori, che ne sai, se si vogliono far vedere dalle altre squadre, se si impegnano al massimo contro le squadre madre, è importante anche questo. Quindi ragazzi, questo è il video su De Laurentiis, che praticamente rompe con Radio Kiss Kiss in diretta. Probabilmente, credo io, si tornerà a Radio Marte, perché poi alla fine queste sono, a meno che non fai la cosa tua di Napoli TV, Napoli Radio e veramente
ci lavori dall'interno e così dovresti fare. Dopodiché chiamiamo semplicemente Del Genio, chiamiamo a me e facciamo il Napoli dell'approfondimento bellino. Che ne dite? Mi metterò in contatto, non vi preoccupate, poi la gente ci sta, sa che gente può mangiare un Napoli. Da New York Valerio Fluido è tutto, attenzione perché vuol dire che sono tutti sul mercato sempre. 110 minuti per Koulibaly, si rimanda al discorso di Manolas che facevo io. Quando fu comprato Manolas c'era la possibilità di vendere Koulibaly al momento, quindi l'idea non era di avere Manolas Koulibaly, ma di avere Manolas al posto di Koulibaly e poi dovevi sostituire Albiol con un altro giocatore. Invece si è trovato nella condizione di far crescere Koulibaly come nuovo Albiol, che non era ancora pronto. Poi Ancelotti ha fatto il resto del macello perché non gli dava delle direttive specifiche, cosa che invece Gattuso fa e farà. Quindi sotto questo punto di vista sono più positivo di prima e la coppia secondo me potrebbe ancora funzionare. Però è evidente che se il Manchester City pressa sull'acceleratore, Koulibaly è da considerare venduto e dobbiamo sperare di sostituirlo per bene. Stesso dicasi per Allan, che oramai è andato. All'epoca De Laurentiis non lo cedette, perché comunque ricordiamo che stavamo vendendo anche Hamsik, quindi poi a gennaio si sarebbe sfaldato un centrocampo che bene o male funzionava all'epoca, e quindi Ancelotti sarebbe rimasto senza centrocampisti. Da New York again, Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, a presto, fatemi sapere cosa ne pensate perché qua mini rivoluzioni probabili in atto.